Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'ultimo episodio finalmente ci siamo intrufolati nelle forze interne di Hoyt. Acquisendo questo travestimento, infatti, i nemici non ci spareranno a vista comunque. Però se ovviamente li uccidiamo quello davanti, ovviamente ci attaccano. Mi trovo in questo momento davanti a un avamposto. In vostra assenza ho visto che si è aggiornato il menu delle armi, cioè il negozio delle armi, ci sono nuove armi e io ho acquistato questo cecchino che è molto simile a quello che avevamo, però è silenziato. E prima di andare alla missione che dovremmo raggiungere Sam per fare un lavoretto per Hoyt, non sappiamo cosa, ma molto probabilmente gli bruciamo delle piantagioni di droga. Comunque mi trovo vicino a un avamposto ed è quello che vorrei fare prima di andare da lui. Vedete qual è una delle robe che non mi piace di Far Cry? La notte è poco buia. Sembrerà una cazzata. Perfetto, fatti fuori. Sembrerà una cazzata, però il fatto che la notte sia poco buia non dà quell'effetto che potrebbe dare, ecco. Sono leggermente allarmati. Due sul fuoco, un cecchino lì per i cazzi suoi. E questo qui è il lanciarazzi. Ed è l'unico allarmato. Sono tutti morti. Questo potrebbe dare l'allarme, meglio levarlo dai coglioni. Chissà come funziona il lanciarazzi, raga. Vorrei usarlo, guarda, c'è una parte di me che mi tente. Quei due lì potrebbero essere un problema. Vediamo se riesco a farli alzare. Perfetto, giratevi da questo lato. Bravissimo. Disattiviamo l'allarme. No, penso sia già disattivato. Cazzo è? Ah, merda, ma... Madonna. Vabbè, dai. Che cazzo. Fatto fuori. Ok, rimane l'ultimo. Bene. Fatto un po' a cazzo, ma non so perché. Ne avevo fatto uno prima di registrare furtivo. Poi appena registro, niente. Vabbè, in ogni caso nessun allarme. Fatto mamma mia, se mi è scassato il cazzo. Fatto questo, possiamo dirigerci verso la missione principale, verso queste benedette piantagioni che si trovano da questo lato. E da qui in teoria dovremo poter planare fino a lì, sperando sempre di non crashare. Dovremo riuscirci. Piano, piano. Vai, vola! Che bella la tutelare, raga. Un po' buggato per la questione FOV. Guardate, però... tutto sommato non è male. Ok. Dovremmo essere in zona. Perfetto. Eccolo qua. Guarda che atterraggio incredibile. E la zona è questa. Chi è quello? Ah, è Sam, ok. Aia, porca puttana, Sam, scusami. Sono stoccato una mano. I pirati mi dica. attaccano le piantagioni di Hoyt. Hanno piazzato bombe. Noi le leviamo. Ok. Pronto? Blitzkrieg! Dici davvero? Cazzo dobbiamo fare? Stiamo in guardia, non so cosa aspettarmi. Hanno combattuto. Hoyt manderà i cani a ripulire i corpi. Va bene. Io Oh. penso alla bomba. Coprimi! Perfetto. Guarda come la disinnesco. Minchia di esplosivo. Che cazzo è questo qui? Nitrato di ammonio. Aia, madonna. Ah, è pieno, è pieno. Guarda ormai come mi conoscono. Jason. Vorrei avere un fucile d'assalto in questi casi, perché comunque le mitragliette da questa distanza non è che sono il massimo. No, dietro di me. Guarda, questo mi va a tirare la molotov. Madonna. Meno male che hai fatto, perché qua stiamo esplodendo. Questi usano ancora la K47, sono proprio primitivi ormai. Non ti preoccupare, il tempo sarà con noi. Fatta fuori, ti copro io. Sparami il culo! Non fategli disinnescare la bomba in zona. Prendi la scala e vai sul tetto. Che cazzo è? Dove cazzo è questo? Ah, ma vaffanculo. Vai, 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 sono sopra. C'è altra gente. Merda. Mamma mia, con quanta bravura. Guardalo lì. Carichiamo il colpo. Minchia come l'ho mancato questo.
Cambio caricatore. Minchia, arriva un veicolo? Sì, ma mi sa che è meglio se cambio arma. Mamma mia, quanta bravura. Affanculo. No, non cambiare l'arma. Non cambiare l'arma, buon uomo. Ok, fatto questo. Vai, Sam, ti seguo. Ma qua ho fatto il panico. Io ho tirato una molotov, ho bruciato tutte le piantagioni. Abbiamo poco tempo. Oh cazzo. Mamma mia, meno male che ho visto subito. Che bastardo quello. Ma ho finito i colpi, raga. Merda. No, ho pochi colpi. Non ho colpi. Ho pochissimi colpi, cazzo. Ma tu guarda questi qui dove erano, dentro la serra. Guarda, mi trovo costretto a fare delle scelte. Ah, devo disattivarla io l'ultima. È veloce, cazzo. 2 ore, pelato di sto cazzo. L'ultima bomba è qui. Ah, io mi metto alla torretta comunque. Stia alla torretta. Io Guarda, sarò molto più ci avevo tranquillo. pensato. Vai così. Mamma mia, non faccio passare nessuno. Ah, cazzo. Un aimbot vivente. Un cazzo di elicottero. L'elicottero, tiralo giù. L'ho tirato giù, ho preso il pilota. Mamma mia, raga. Finito. Ho vinto. Ok. Ah, è vero, che sudata, raga. Guarda lì. Wunderbar. Dico a Hoyt che mi hai dato una mano. Dovrebbe ungere gli ingranaggi. Mi serve sempre l'elenco. A proposito, ho avuto un'idea sull'elenco. Forse nella colonia mineraria, nella gola. Ok, do un'occhiata. Non dimenticare di fotografare i colpevoli. Ma la colonia mineraria dov'è? Dove eravamo nell'episodio precedente praticamente. Gola profonda, mi dissocio dal nome della missione. Vediamo dove si trova sta missione, quanto è distante da dove siamo. Possiamo fare un viaggio rapido qua, ci facciamo l'avamposto vicino e da lì all'obiettivo. Così facciamo il giretto tattico. Tra l'altro non è proprio un avamposto, sono punti di spostamento. A me servirebbe tanto farmi quell'avamposto per recuperare un po' di munizione. Come vedete siamo a 0 sia del mitra. Abbiamo 6 missili dal bazooka che abbiamo rubato. Quindi dato che abbiamo pochi colpi dobbiamo cercare di gestirli al meglio. Abbiamo un corazzato sul molo, molto male. Lì c'è un soldato, un altro corazzato, 2 soldati lì alla torretta. Una macchina che mi sta sgamando. Ah, non è la non girare. Benissimo. Allora, potrebbe essere un problema, quindi dobbiamo avanzare molto lentamente. Allora, vediamo se attiriamo qui. Perfetto, si gira solo lui. Quello del molo possiamo... Perfetto, così. No, guarda che cazzo di figlio di puttana si gira così. Guarda la pietra come fluttua. Allora, lui entra in casa, quello si girasse. Perfetto. Abbattimento pesante. Mamma mia. Perfetto. I 2 pesanti ce li siamo fatti. Quello in teoria... Oddio, sono 2. Lì c'è un altro corazzato. Mamma mia, guarda lì. Guarda che strage. Abbiamo il corazzato e uno lì in casa. Si sgama. Oddio! Affanculo, no, abbiamo provato sto cazzo di bazooka. Mamma mia, raga, io vorrei tanto avere la quarta arma. Ci servono sta cazzo di pelle di squalo. Novità nei negozi. Shadow, una pistola nuova. Allora, intanto facciamo il rifornimento di tutte le munizioni. Mettiamo al posto del lanciarazzi e ci mettiamo... Non può avere il mirino di precisione, quindi ci mettiamo il caricatore esteso e un reflex, ma magari il mirino di precisione, sì. Perfetto, questo è il nuovo assalto. Mamma mia che mirino orrendo, però vabbè. Poi abbiamo l'arco e la nostra carissima MP5 di fiducia. Ok, questa dovrebbe essere la gola. La gola profonda. Il posto è questo. È ora di fotografare i capi.
Mamma mia, mi devo infiltrare lungo questo sentiero così. Ok, proseguiamo. Andiamo di arco, andiamo di arco. Ci sono gli uccelli del paradiso che prendono il volo. Guarda lì. Qua. Questa era tipo una missione da cecchino. Due sono lì. Che cazzo però. A meno che potrei. Se non sbaglio. Vabbè. Allora, il problema di questa missione è che è palesemente una missione dove un cecchino ci vorrebbe, perché come potete vedere due nemici sono lì e non so se mi sgamano. Cioè magari non mi attaccano all'inizio, quindi posso infiltrarmi e pusharli dopo. Per restare in cogno non farti vedere mentre agisci aggressivamente. Secondo me mi sgamano, però proviamo. Ah, perfetto. Ehi, devi avere disciplina. In teoria va tutto bene. Ma farli così, raga, è fantastico. Davvero traditore, cazzo. Che poi traditore, sti cazzo. Bene, allora facciamo così. Minchia, era più semi. Io provavo le azioni, quelle incredibili. Sì, sì. Nessuno si azzarda. Come state, ragazzi? Bene, dobbiamo salire su questa torre. Buongiorno, però mio. Non ti preoccupare. Poi chiedilo una me, ma con chi parlava questo? Ok, il secondo non c'è. La visuale è ottima. La quale visuale è ottima, entriamo dentro, ci intrufoliamo. Non hai scattato le foto dei cospiratori, abbiamo sbagliato tutto. Ah, no, ho sbagliato. Non è successo niente, ok. Guarda lì. I pirati di Vas con gli uomini di Oit, sembra. Scatto una foto. Eccolo. Perfetto. Ok, devo prendere quell'uomo quindi. Devo Ok. far saltare il pick up o fuggirà. Come cazzo faccio? 50 secondi, ma sei pazzo? Devo trovare un modo. Come cazzo faccio a far saltare? Signori. Vi spiegherò in un secondo momento. Devo prendere il bazooka, ho già capito. Già capito. Come cazzo? A cagare. Merda, se ne vanno, devo fermarli. Fanculo. Cambia arma. Oddio. Sì, ma è... Magari devo trovare una posizione migliore. Al posto di sparare da qui provo ad avanzare ancora un po'. Merda, se ne vanno, devo Merda. E allora proviamo a eliminarne il più possibile. Sì, dai. È mortale. Dobbiamo cercare di eliminare comunque più gente possibile, quindi mentre possiamo approfittarne. Se ne vanno, devo fermarli. Con calma. Allora, raga. Oddio! Abbiamo... Mamma mia, la granata. Abbiamo fatto delle robe. Dovrei riavanzare, prendere il bazooka. Ma non arrivano proprio i colpi lì. Cioè, è impossibile che io... Comunque una cosa è sicura. Quella torretta lì mi darà dei problemi. E adesso me ne darà sicuramente meno. Ok, qui non vedo nessuno. Sottrai l'elenco. Devo salire sul ponte comunque. Qui non si può andare. Minchia, questo assalto però se è potente. Qui non si passa. Devo tornare da questo lato. Mamma mia, attenzione. Guarda lì come mi pushano. Ok, loro utilizzano il bison come mitraglietta. Dov'era l'altro? No, la granata. Ah, non ci credo. Giro di qua, giro di là. Qua c'è altra gente? No. Questo è un bene. Spiamo l'allarme, non si sa mai. Ok, c'è altra gente. No. Ma vaffanculo. Mamma mia, abbiamo bruciato tutta la casa nel dubbio. Questi sono in mezzo alle fiamme. Cioè, ma che cazzo è? Vediamo se in questa casa magari c'era qualcosa. No, qua abbiamo bruciato tutto. Veloce. Perfetto, siamo qui al ponte finalmente dopo mille santi. Ecco qua.
Dammi... Non mi piace per niente, devo andarmene da qui. Guarda che prima o poi ti prendiamo! Se vuoi mi spari! Così ti consoli! Dai. Ok, abbiamo le prove. Non mi piace per niente, Bene. devo andarmene da qui. Ah, ma posso buttarmi, ma va a caga. Oddio, piano, piano. Oddio, ce l'ho fatta, raga. Dovevo buttare, tra l'altro la mina ha funzionato, è esploso. Massacro. Andiamo giù. Ehi là, che atterraggio incredibile. Mamma mia, raga, che missione. Sudata veramente, non avevo capito, dovevo buttarmi. Sam, è fatta. Ho preso l'elenco. Good. Lo dico a Hoyt. Vorrà un incontro. Entra nel personaggio e presentati al cancello del suo complesso. Perfetto. Ragazzuoli, missione compiuta, direi. Prima di salutarci ci andiamo a fare l'antenna, che non la vedo, ma dovrebbe essere molto vicina. Minchia, non mi dire che è quella. No, non penso sia quella. Dovrebbe essercene una da questa direzione. Sì, circa 12.286 km, però si può fare. Però è l'antenna che vorrei fare prima di andare da Hoyt, quindi a una botta cerchiamo di raggiungerla. Ah, è quella lì, Lì è la missione principale. Noi per adesso la ignoriamo. Possiamo pure farci l'avamposto prima di salutarci. Ecco qua, sgomatella. Perfetto, radio conquistata, radio antenna, quello che cazzo è. Signori, per questo episodio io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry. Vediamo, siamo molto vicini alla fine. Vediamo che cosa succede. Alla prossima, ciao belle mie.